Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. È il giorno dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il referendum abrogativo della legge Calderoli. Ieri è uscita la sentenza intorno alle 19, subito reazioni da una parte e dall'altra, dai sostenitori dell'autonomia, da coloro che la intendevano contrastare con questa consultazione e ovviamente oggi sentiremo le reazioni. I giudici della Corte Costituzionale hanno dichiarato inammissibile il referendum per ragioni che hanno per ora precisato, non ci sono soltanto le motivazioni. Si sa che l'oggetto e la finalità del quesito, secondo i giudici della consulta, non risultano chiari e ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell'elettore. Per la consulta il referendum verrebbe cioè ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull'autonomia differenziata come tale e in definitiva sull'articolo 116 terzo comma della Costituzione. Ciò non può essere oggetto di referendum abrogativo, dice la Corte Costituzionale, ma solo eventualmente di una revisione della Carta. La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni. La Corte ha invece dichiarato ammissibili 5 referendum che riguardavano cittadinanza per gli extracomunitari, Jobs Act, indennità di licenziamento nelle piccole imprese, contratti di lavoro a termine, responsabilità solidale del committente negli appalti. E ovviamente oggi le reazioni. Andiamo subito in diretta a Venezia, a Palazzo Ferrofini, dove vedo Filippo Fois con Alberto Villanova e Vanessa Camani. A te Filippo. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Esatto, siamo con i due capogruppo del Partito Democratico e dell'intergruppo legalista Zaia. Partiamo con lei Villanova. È un sospiro di sollievo quello che avete avuto ieri sera quando è arrivata la decisione della consulta? Ma in realtà credevamo che questa sentenza arrivasse, quindi aspettavamo perché c'erano tutti i motivi per non far passare questo referendum. Diciamo che il dato politico importante è che la sinistra, i 5 Stelle, l'ANPI, la CGIL volevano far saltare l'autonomia, in realtà sono saltati loro, questo è il dato politico importante. Penso che sia una sentenza che insomma dà ragione ai veneti prima di tutto, perché siamo la regione ovviamente che ha spinto di più per l'autonomia, l'unica regione che ha difeso anche proprio l'autonomia davanti alla Corte Costituzionale, e quindi penso sia un bel giorno per i veneti. Adesso il percorso della legge va avanti, ci saranno gli emendamenti per riparare a quelli che sono stati i rilievi fatti proprio dalla Corte Costituzionale nella precedente sentenza, e poi bisogna andare avanti spediti. Basta palude romana, è ora di correre per portare a casa questo risultato, proprio per dare riscontro ai veneti. Camani, volevate far saltare l'autonomia, invece siete saltati voi. Ma no, in realtà capisco il sollievo del capogruppo Villanova, perché giustamente sa che se il referendum fosse stato posto all'attenzione degli italiani, gli italiani avrebbero bocciato la legge Calderoli, quindi capisco il sollievo. In realtà il capogruppo Villanova dovrebbe rendersi conto che la legge Calderoli non c'era neanche stato bisogno che intervenissimo noi per farla saltare, l'ha già fatta saltare la Corte con la sua precedente sentenza, nella quale ha chiaramente detto che quella legge, così come è stata impostata sul piano proprio ideologico, è sbagliata e va totalmente riscritta. Se ci avessero ascoltato un anno e mezzo fa, e cioè avessero fin da subito apportato le modifiche necessarie alla proposta iniziale, ci saremmo risparmiati un anno e mezzo di sentenze, ricorsi e controricorsi. Ancora una volta, cioè, la destra, la Lega e Zaia in particolare, ha fatto dell'autonomia una bandierina da sventolare, dimostrandosi incapace di costruirla concretamente in maniera fattiva. Speriamo che quello che ha detto Villanova ora diventi realtà, cioè il Parlamento finalmente sia capace di scrivere una legge costituzionalmente rispettosa e che possa consentire ai veneti quelle forme di autonomia così come la Costituzione le prevede. Effettivamente qui il dibattito non è sull'autonomia o meno, nel senso che è prevista dalla Costituzione, e su quale genere di autonomia deve avere il nostro Paese. È stato depotenziato effettivamente perché la Corte Costituzionale è intervenuta con la mano pesante sulla legge Calderoli in 7 punti. Ma io ricordo alla collega Camani che i presidenti di
regione della sinistra, compresa la Presidente Todde, quella che non è riuscita nemmeno dopo a presentare un rendiconto e per questo decadrà fra poco, avevano chiesto alla Corte Costituzionale di dichiarare incostituzionale l'autonomia. In realtà la Corte ha dato ragione al governo e quindi ha dichiarato che la legge è costituzionale. Ci sono stati fatti dei rilievi che verranno sistemati con una manovra emendativa, ma io voglio ricordare alla collega che il PD in tutti gli anni di governo non ha mai proposto una proposta di autonomia, quindi vengono sempre a fare le pulci a chi sta portando avanti in maniera chiara e determinata la volontà dei veneti, quando in realtà loro non hanno mai proposto una volta qualcosa di concreto sull'autonomia. Quindi sinceramente prima di andare a fare questo tipo di... C'è stata una modifica costituzionale, scusate, proprio fatta dal Partito Democratico, Sì, una decina d'anni fa. Sì, la riforma è stata fatta da loro, però guarda caso dopo si dichiarano contrari quando questa riforma del titolo quinto viene applicata, e quindi questa è la cosa che veramente fa sorridere. Invece di dare una mano e di far capire quali sono le loro proposte, è opposizione continua all'autonomia. Almeno lo dichiarino e poi permettetemi... Cavani dice anche voi avete votato contro quella riforma. Permettetemi, ma poi dicono che il sospiro di sollievo lo facciamo noi adesso, no? Ma io volevo vedere il Partito Democratico in Veneto far campagna per le regionali in Veneto nello stesso momento che fa campagna per il referendum contro l'autonomia, perché veramente meriterebbero una medaglia per il coraggio. Beh, oddio, siamo proprio in chiusura, vi ha tolto le castagne dal fuoco, allora come dice che... Insomma, intanto la riforma costituzionale del 2001 che ha messo in Costituzione le previsioni dell'autonomia differenziata l'abbiamo fatta noi, e noi abbiamo detto fin dall'inizio quali sono i paletti entro i quali eravamo disponibili a discutere anche con Zaia di autonomia. Non tutte le 23 materie, cosa che ha stabilito anche la Corte, non le materie bensì le funzioni, cosa che ha detto anche la Corte, non impostare l'autonomia in termini di contrapposizioni, indipendentismo e isolazionismo come ha fatto Zaia, cosa che ha detto la Corte. Quindi non facciamo altro che ribadire le cose che abbiamo sempre detto: sì all'autonomia, siamo disponibili a ragionare dentro l'alveo costituzionale. Approfitto per dire che, visto che ormai si è chiusa, diciamo, la partita che riguarda la consulta e le pronunce della Corte, chiederemo al Presidente Zaia di tornare in aula per fare il punto della situazione e vedere insieme come poter procedere, se ha qualcosa da dirci. Va bene, allora mi verrebbe da concludere dicendo ragioniamoci sopra, come dice proprio Zaia, nel senso che comunque... Ragioniamoci insieme se sono capaci, perché la Corte dice che l'autonomia non può essere una partita a schiaffi tra maggioranza e minoranza. Se c'è la disponibilità a ragionarci insieme, come sempre faremo la nostra parte. Va bene, allora sperando di non doverci prendere a schiaffi dalla prossima seduta del Consiglio regionale. A parole sì. A parole, beh, naturalmente dal punto di vista verbale. Io, direttore, direi che possiamo restituirti la linea. Grazie, grazie. Complimenti a Vanessa Camani e Alberto Villanova, un bel duello così in diretta con Filippo Fois, il nostro operatore Sandro Ponchi. È da 7 anni che noi abbiamo a Focus la bandiera dell'autonomia, la teniamo lì perché siamo convinti che sia una riforma necessaria, sia una riforma che fa l'interesse di tutto il Paese, non di una parte o di un'altra. Si dice sempre la Lega, la Lega. La Lega è stato il partito che ha voluto più di chiunque altro con il presidente Zaia la riforma dell'autonomia sposata da Giorgia Meloni, questa causa portata avanti anche dal governo di centrodestra. Però è una riforma trasversale. Quando si votò il 22 ottobre del 2017, 2.400.000 veneti andarono a votare, per non contare poi quanti erano stati i lombardi. Andarono a votare tutti, di centro, di destra, di sinistra, perché erano convinti e sono ancora convinti, stando alle ricerche che sono state fatte e ai sondaggi che sono stati fatti anche recentemente, che questo sia un cambiamento, una svolta, cioè vuol dire più libertà, vuol dire le maggiori possibilità di amministrarsi da soli e di dimostrare il proprio valore o il proprio disvalore nel caso di una amministrazione dei territori che non sia adeguata a questi tempi. E questa è la grande opportunità di cui ha sempre parlato il presidente Zaia. Non è una sottrazione di potere, perché non sono soldi in più tolti a una regione piuttosto che un'altra. E qui davvero è anche una chiave di lettura della nostra politica
Vi siete mai chiesti perché nel nostro paese, non solo della politica, in generale del nostro paese, vi siete mai chiesti perché non esiste un sinonimo italiano di fair play? Come si traduce fair play? Gioco corretto, la correttezza nel gioco? Si deve usare il termine inglese fair play per dire che bisogna andare agli scontri ad armi pari e non a cercare di fermare gli avversari con sgambetti, sabotaggi, boicottaggi. Che cos'è stato a questa richiesta di un referendum abrogativo per l'autonomia? Non per una leggina così passata in Parlamento, opera di qualche parlamentare, di qualche scavezzacollo, poco importante. No, hanno tentato di fermare la richiesta di un'intera comunità, di un intero popolo, fatta votando. Cioè quando si dice la sovranità popolare, i veneti quel giorno e i lombardi votarono per averla, si è fatto di tutto, sono passati 7 anni per impedirlo, per evitare che ci fosse un confronto tra quelli bravi e quelli meno bravi. E nello sport, e la politica dovrebbe praticare lo sport, si impara nel gioco a squadre a rispettare gli avversari, a rispettare coloro che tentano di sconfiggerti, e negli sport individuali si impara a conoscere i propri limiti, e questo sono concetti che la politica non capisce, non comprende, non ha dentro di sé, perché qui si tratta questa impostazione marxista dell'avversario che va demolito. No? Non bisogna lasciargli scampo, bisogna fermarlo in tutti i modi, no? E quindi magari ci sono quello che succede con una parte della magistratura che tenta di bloccare quello che ritiene un avversario politico, questi trabocchetti, questi voltafaccia, questi tradimenti. Ha vinto oggi davvero una scelta per la libertà in un momento in cui la Corte Costituzionale si era già espressa su questa legge Calderoli, considerandola costituzionale, nell'alveo della Costituzione, una legge firmata dal Capo dello Stato, promulgata dal Quirinale, e quindi chi ha proposto la raccolta delle firme, 1.300.000 firme, contro l'autonomia differenziata, dovrebbe farsi un esame di coscienza e chiedersi: ma perché abbiamo preso per i fondelli tutta questa gente sapendo che questo referendum abrogativo non sarebbe mai passato? C'è un articolo della Costituzione, 116, che autorizza le regioni a chiedere più autonomia e si fa un referendum contrario. Questo è un risultato che era inevitabile. Adesso l'autonomia va compiuta, va sistemata, va aggiustata, così come ha chiesto la Corte Costituzionale, sentenziando sulla costituzionalità della legge, ma eccependo su alcuni punti. Quei punti vanno ovviamente sistemati e poi piano piano all'autonomia compiuta si arriverà, non nell'interesse di qualcuno, per l'interesse di bottega di qualcuno, ma nell'interesse di un intero paese. Tante reazioni, sentiamo anche quella di Roberto Marcato e poi anche quella di Andrea Martella. Veneto 1, Roma 0, finalmente. C'è un giudice a Roma. E per una volta possiamo dire che è una bella giornata per il Veneto. Hanno respinto quella richiesta di referendum che avrebbe negato la volontà di un popolo, il popolo veneto. È una bella giornata per noi veneti. Allora sentiamo anche il segretario regionale del Partito Democratico in Veneto, il senatore Andrea Martella. La decisione della Corte Costituzionale di rendere inammissibile il referendum sull'autonomia non ci sorprende. Infatti era stata proprio la Corte a svuotare la legge Calderoli e a ritenerla per larga parte incostituzionale. Quindi il quesito referendario aveva perso di fondamento, ma soprattutto oggi possiamo dire che è la legge Calderoli che non esiste più e che di fatto è morta. Zaia e la Lega sono i principali responsabili del fallimento di questa legge, che oggi va riscritta in una logica non di parte, e noi ancora una volta ribadiamo che siamo per un'autonomia davvero vicina ai nostri territori, che possa fare del bene alle imprese e ai cittadini del Veneto.
Senatore Andrea Martella, adesso torniamo alla cronaca, perché purtroppo c'è stato l'investimento di una undicenne che stava andando a scuola in gravi condizioni, è successo a Revine Lago. Andiamo in diretta da Cristian Arboite e Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Direttore, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo in via Marconi, in centro a Lago, frazione di Revine Lago, dove questa mattina si è sfiorata la tragedia. Questo è il punto esatto dell'impatto. Questa bambina di 11 anni stava andando a scuola quando è stata travolta da un'auto. Ti posso dare degli aggiornamenti in tempo reale, è fuori pericolo di vita, però le sue condizioni sono abbastanza gravi. Qui con me, lo saluto e lo ringrazio, Massimo Bottega, che è titolare della macelleria storica qui in centro a Lago. Lei questa mattina, Bottega, ha sentito in maniera distinta il colpo. Erano le 7:30. Sì, erano 7:30, ho sentito un colpo, sono uscito sulla porta e ho visto la macchina fermarsi e la bambina caduta per terra, di fronte alla chiesa. Quindi lei ha sentito, immagino, un botto molto forte. Sì, poi il botto sì, poi le macchine che si fermavano subito, che hanno visto anche praticamente in diretta quello che era successo. Sì. Quindi lei ha sentito il botto, è uscito dal suo negozio, che adesso Nicoletta vi mostra, è qui a 20 metri in linea d'aria, ha sentito il botto, è uscito, ha visto la ragazzina a terra, era incosciente in quel momento. Sono corso lì e ero incosciente in quel momento, sì. Poi le mamme di altri bambini che venivano a prendere il pullman mi hanno detto, per cortesia, andavo a chiamare i genitori e sono andato. Quindi lei ha avuto anche l'ingrato compito, diciamo così, di andare ad avvisare i familiari che abitano qui poco di là. Sì. Un po', sì, ma mi sono fatto coraggio, le ho chiesto perché la bambina era caduta e è venuto su di corsa. Ecco, quindi nel frattempo immagino attimi di concitazione, il paese che si è fermato, le macchine in strada, la bambina a terra. Le mamme degli altri alunni che avevano preso soccorso con la signora che guidava la macchina, e io sono andato a chiamare la mamma praticamente. Quindi in tanti si sono fermati a prestare i primi soccorsi a questa ragazina che era incosciente a terra. Lei ha avuto il coraggio, insomma. Mi hanno dato il compito, di andare ad avvisare i genitori. Sì. E lì nel frattempo sono arrivati i sanitari da Treviso con l'elicottero di Padova, perché in quel momento era disponibile l'elicottero di Padova. La bambina è stata elitrasportata al Cafoncello. Pochi istanti fa abbiamo risentito i sanitari, ci confermano che fortunatamente questa ragazzina di 11 anni è fuori pericolo di vita. La stessa cosa ci ha confermato al telefono il sindaco Massimo Maganin, che è in contatto con la famiglia. Però avete preso un bruttissimo spavento. Sì, quel momento era subito come che è successo, siamo andati lì, era incosciente, non si muoveva, e poi praticamente sono andato a chiamare la mamma, tornando indietro si è visto che cominciava a parlare, sì. Quindi insomma c'erano già dei segnali in qualche modo di miglioramento, comunque confortanti. Io la ringrazio davvero, Massimo Bottega, per la sua disponibilità. Chiaramente staremo in attesa di ulteriori aggiornamenti. Direttore, per il momento da via Marconi, da Lago, di Revine Lago, è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboite e Nicoletta Rizzetto. C'è stato un vergognoso episodio di razzismo a Padova nella categoria juniores. Durante una partita di calcio un terzino 18enne è uscito in lacrime perché gli hanno dato della scimmia. Andiamo subito da Valentina Visentin con Federico Cibotto. A te Valentina.
Sì, buongiorno direttore. L'increscioso episodio di razzismo è avvenuto nel fine settimana a Padova. Insultati alcuni tre giocatori del Real Padova, una squadra che gioca nel campionato juniores. Insulti che sono arrivati dalla panchina avversaria, la squadra del San Giorgio in Bosco, ma quello che più è grave è che questi insulti poi sarebbero stati ripetuti e scritti anche online in un sito molto utilizzato per controllare i punteggi e le classifiche dei campionati minori. Parole pesanti che hanno ferito ovviamente i tre giovanissimi ragazzi che, più che arrabbiati, ha fatto sapere il loro allenatore, sono molto amareggiati e ormai rassegnati a questo tipo di insulti. Credo che sia davvero brutto che dei giovani ragazzi possano sentirsi rassegnati nell'essere insultati così di frequente durante le partite, durante quello che è un gioco e che dovrebbe essere motivo di aggregazione, uno sport come il calcio. Per quanto riguarda questo episodio che è avvenuto nei campi qui del Real Padova di via Vlahovic, dove ci troviamo, ovviamente è intervenuta anche la FIGC Veneto e nel particolare anche il delegato provinciale, che poi sentiremo, perché ovviamente adesso verrà questo episodio è stato segnalato alla Procura federale sportiva, che potrebbe valutare insomma di aprire un fascicolo per chiarire i fatti. Parole che al momento non sono state messe a verbale dall'arbitro, che non le avrebbe udito, ma resta, come dicevo, quel post sulla pagina web del sito delle classifiche, post che arriverebbe da un giocatore della squadra avversaria e che poi è stato anche rimosso. È un episodio grave, è intervenuta anche la politica. Il sindaco Giordani ha detto che sono fatti davvero vergognosi e che non dovrebbero accadere, soprattutto tra ragazzi. Ma sentiamo cosa ha detto il delegato della FIGC di Padova e restituisco la linea allo studio. Di questi fatti sono veramente dispiaciuto, perché sono cose che succedono tutti i giorni ormai, perché è l'ordine del giorno, e come delegato ne sono veramente dispiaciuto. E quanto posso rilasciare a voi è che noi, so che il nostro giudice sportivo ha chiesto anche all'arbitro un supplemento di rapporto e ha confermato che lui non ha sentito nulla di quanto accaduto sul campo di gioco. Per cui noi come federazione, se ci fosse stato una delibera, l'avremmo fatta in giusti modi, però non che l'arbitro non mi ha scritto nulla, non possiamo sanzionare nessuno. Ripeto, questo non va a escludere questa forma di razzismo, che io in primis sono uno che tutti i giorni cerca di questa società, di averla, cioè di essere più, come posso dire, più sana, deve essere una società più sana. Ecco, questo è quello che io posso rilasciare come delegato provinciale di Padova. Il messaggio che devo dare a questi ragazzi, ma anche a tutti i dirigenti e quant'altro: cerchiamo di educare anche noi questi ragazzi, cerchiamo di aiutarli, perché già questa società è difficile, perché, ripeto, Facebook, TikTok e tutti quei social è un veicolo molto pericoloso. Io il messaggio che voglio dare: andiamo sui campi di calcio, divertiamoci, accettiamo la sconfitta, c'è anche chi vince, però andiamo sui campi di calcio per divertirsi. E questo è un messaggio che spero arrivi anche ai genitori. Allora andiamo adesso a Bassano del Grappa, dove molti comuni fanno squadra per combattere il fenomeno dei vandalismi. Andiamo subito da Chiara Gaiani con Alessandro Costacurta. A te, Chiara.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Dicevi bene, i comuni della Pedemontana cercano di fare squadra contro i vandalismi. Ringrazio Germano Racchella, che è sindaco di Cartigliano, che proprio questa mattina si è sentito con il primo cittadino di Tezze sul Brenta, dove è partita una raccolta firma per dare il via al controllo di vicinato, perché sappiamo quanto fondamentale è anche la collaborazione dei cittadini per frenare fenomeni odiosi che qui a Cartigliano hanno interessato un luogo sacro come il cimitero, oppure la meravigliosa villa che ospita anche il comune che abbiamo alle nostre spalle. Quindi vi siete sentiti per fare il punto della situazione. Si parte anche a Cartigliano con il controllo del vicinato. Avete intenzione di partire, sindaco? Sì, proprio questa mattina ho sentito il collega sindaco di Tezze per capire come funziona il progetto del controllo del vicinato, sapendo che ieri sera hanno fatto la prima assemblea pubblica. Devo dire la verità che è una bellissima idea, un bellissimo progetto, ci dobbiamo accordare naturalmente anche noi con la prefettura e penso che lo attiveremo. Ecco, nel frattempo però voi già state facendo delle cose molto concrete. Chi dovesse a Cartigliano avere intenzione, soprattutto insomma dei ragazzi, lei li ha definiti annoiati prima parlando, sindaco, ma insomma io li definirei più incivili, non rispettano quelle che sono le regole, sono avvertiti. Le telecamere sono già state aumentate, le aumenterete ulteriormente, le telecamere di videosorveglianza. Sì, finalmente sono attivate le nuove 6 telecamere in Piazza Concordia e già abbiamo visto buoni risultati. Ora ci attiveremo per installare una telecamera nella Barchessa Nord, nella Barchessa Sud, nel nostro complesso monumentale di Villa Morosini Cappello, e in più, su richiesta di un quartiere Vegre, installeremo nel parchetto una telecamera appunto per sopperire questo disagio dovuto, come ho detto prima, dicono alla noia dei giovani, ma invito tutti i giovani di Cartigliano, ma soprattutto le famiglie, a invitarle a venire in comune, perché lavoro e volontariato ce n'è molto e non c'è tempo per annoiarsi. Ecco, tra l'altro insomma uno dei posti più belli di Cartigliano, chi avesse voglia di fare una passeggiata, è sicuramente il percorso lungo il Brenta. Qui una piaga di cui abbiamo parlato molte volte nei nostri servizi, quella dell'abbandono dei rifiuti. Ci sono delle aree dove vicino ai cestini si crea una vera e propria discarica. Pensate, il sindaco ne ha beccato uno di questi incivili in diretta e state comunque mettendo a punto insomma un progetto per fermare questa piaga. Sì, è una piaga che stiamo cercando di fermare non solo per Cartigliano e cartiglianesi, ma per tutto il territorio, visto che dicono, i numeri parlano di 300.000 persone che frequentano il nostro fiume Brenta in bicicletta, passeggio, a piedi, famiglie e non famiglie, e non trovo giusto che chi viene a gustarsi le bellezze della natura poi lasci i propri rifiuti appunto in loco. Dunque abbiamo aderito al progetto di ETRA delle fototrappole. Il nostro funzionario ha già fatto un corso, perché doveva fare un corso per l'uso di queste fototrappole, e a giorni saranno installate. Mi auguro che in questo modo, e togliendo, scusatemi, anche i cestini dei rifiuti, come fanno in montagna nei vari sentieri, riusciamo a contrastare questo bruttissimo fenomeno per il bene della nostra natura. Ecco, come vedete c'è un impegno a 360 gradi da parte del comune. L'invito è davvero insomma a evitare di lasciare rifiuti, ma anche a fare vandalismi. Il sindaco lo diceva bene, lavoro da fare ce n'è molto, insomma la custodia del bene pubblico è un nostro impegno, deve essere un impegno di tutti. Direi che davvero da Cartigliano è tutto. Ringrazio Germano Racchella, il sindaco di Cartigliano, il collega Alessandro Costacurta, direttore. La linea può tornare allo studio. Sì, grazie Chiara Gaiani. Andiamo avanti con la violenza quotidiana. È stato picchiato a calci e pugni in mezzo alla strada di fronte al bar nei pressi della stazione ferroviaria di Portogruaro. Un pestaggio violento che qualcuno ha anche ripreso col cellulare, e ora quel video è in possesso dei carabinieri che stanno indagando per trovare i responsabili. Vittima del branco, vedete, proprio preso a calci da un gruppo di vigliacchi in tanti contro uno. Un ragazzo è rimasto ferito, che avete visto è rimasto accasciato a terra. Nel video si vede anche
un'auto che stava circolando, costretta a fermarsi perché la banda, la baby gang, era entrata in azione. Il ragazzo non si è voluto fare assistere dal personale medico del SUEM 118 e al momento non ha presentato denuncia, ma non è escluso che possa farlo in un secondo momento. E c'è stata un'altra, l'ennesima aggressione al personale sanitario all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Un'infermiera è stata aggredita da un paziente durante una visita al pronto soccorso. È stato arrestato l'italiano di 59 anni che ieri mattina ha aggredito andando in escandescenza i sanitari del pronto soccorso di Vicenza perché a suo dire al termine di una visita le cure e le diagnosi ricevute non sarebbero state coerenti col suo stato di salute. Attualmente l'uomo è ristretto in una delle camere di sicurezza della questura in attesa dell'udienza di convalida. Una misura restrittiva inedita per Vicenza che soddisfa il personale infermieristico. Qui a Vicenza è la prima volta che viene applicata la nuova legge che è stata approvata lo scorso ottobre, che prevede l'arresto di chi agisce con violenza nei confronti del personale sanitario, in questo caso insomma in flagranza di reato. La legge prevede anche in flagranza di ferita. Cosa significa? Che anche a distanza di tempo le forze dell'ordine possono agire nei confronti di questi criminali che mettono le mani addosso agli operatori sanitari. A farne le spese più gravemente un'infermiera percossa e raggiunta da un violento pugno, immediatamente è stata soccorsa dai colleghi. La collega chiaramente è scossa, è amareggiata per quello che è successo, ma allo stesso tempo è anche determinata, una volta ripresa, a riprendere servizio e a garantire quindi tutto quello che facciamo noi infermieri quotidianamente, a garantire il diritto alla salute, diritto sancito dalla Costituzione. Ha subito sicuramente un colpo di natura traumatica, ecco, diciamo così, allo stesso tempo ha subito anche un colpo di natura psicologica perché, ripeto, noi infermieri nel momento in cui andiamo in reparto ad assistere i nostri pazienti lo facciamo non aspettandoci chiaramente episodi di violenza nei nostri confronti. L'ennesima aggressione in sanitaria ha però riportato alla ribalta alla cronaca il fenomeno. Per scoraggiare questo tipo di comportamenti è stato predisposto un presidio di vigilanza privata, ma non basta. In Consiglio Comunale è prevista la discussione del ripristino H24 anche della Polizia di Stato, attualmente presente solo in alcune fasce orarie settimanali. C'è una proposta, so che c'è un'interlocuzione e so che c'è a gran voce una richiesta di un posto di polizia aperto H24, anche perché la nostra collega non solo è stata aggredita, non solo ha subito dei danni fisici, ma si è dovuta recare di persona in questura, quindi allontanarsi dal luogo di lavoro per poter sporgere denuncia e per procedere con tutte quelle che sono le azioni successive a questo episodio. Quindi ciò che chiediamo a gran voce è una tutela ed è quello di poter lavorare in sicurezza. Penso che sia la base. Intervista di Daniele Garbina, oggi in regia Renato Cappoia e Alberto Pivetta. Proseguiamo con la cronaca. Il giallo della donna che è stata trovata morta in una strada a Buscole di Farra dal Pago. Il sostituto procuratore di Belluno, Simone Marcona, ha incaricato la medicina legale del San Martino di eseguire l'ispezione estrema del cadavere di Fiorella Galleazzi. L'esame dovrebbe bastare per stabilire le cause del decesso della donna. Finora si ipotizza una morte naturale, ma anche in presenza di ecchimosi e ferite anche una morte dovuta a violenza. Vediamo. Sono sempre più flebili i sospetti che dietro la morte di Fiorella Galleazzi si celi un reato. C'era attesa oggi per la decisione del PM Simone Marcon, che avrebbe dovuto conferire l'incarico per l'autopsia. Invece si è appreso che il sostituto procuratore ha delegato alla medicina legale del San Martino di Belluno di eseguire una ispezione cadaverica esterna non invasiva, e questa dovrebbe bastare a individuare le cause del decesso della 72enne trovata priva di vita venerdì mattina all'Adiaccio, riversa sull'asfalto a poche decine di metri dalla sua casa, 66A della frazione di Buscole di Alpago. L'esame sarà eseguito mercoledì prossimo dall'equipe del dottor Matteo Sponga. Se l'ispezione esterna fugherà ogni dubbio, l'autorità giudiziaria potrà rilasciare a stretto giro il nulla osta per la sepoltura della donna, la cui scomparsa, con modalità che subito avevano fatto pensare alla peggiore delle ipotesi, ha destato profonda commozione in tutta la conca alpagota.
Da subito però fra le cause della morte di Fiorella Galleazzi al vaglio degli inquirenti non sono state escluse anche circostanze imponderabili legate al deterioramento cognitivo di cui la donna pare soffrisse da qualche tempo e che erano motivo di preoccupazione dei familiari, la figlia e il genero. Tutti gli accertamenti delegati dalla Procura sono stati svolti dal reparto della scientifica dei Carabinieri del Comando Provinciale. Il fascicolo aperto dal PM Simone Marcon al momento resta senza indagati né ipotesi di reato. Servizio di Tiziana Bolognani, il delitto di Anica Panfile per la morte di Anica Panfile è stato arrestato e accusato del delitto Franco Battaglia, è iniziato il processo e c'è stata una svolta che è arrivata anche dall'ascolto di diverse testimonianze. Anica e la sua famiglia nel 2023 sarebbero stati oggetto di pesanti minacce e intimidazione da parte di alcuni albanesi. Il fatto che nei primi giorni di maggio fossero andati all'interno dell'abitazione a minacciare, e ciò aveva creato scompiglio e terrore nella famiglia. Non so se si tratti di una banda o di cos'altro, perché il teste fondamentale, il convivente della signora Panfile, ha dichiarato di non ricordare nulla. Anica e la sua famiglia stavano vivendo in un clima di intimidazioni e minacce già da tempo, ben prima della scomparsa della donna giovedì 18 maggio 2023 e del ritrovamento del cadavere la domenica successiva sul Piave a Lovadina di Spresiano. La nuova carta della difesa di Franco Battaglia, l'ex primula rossa accusato dell'omicidio volontario e dell'occultamento del corpo della 31enne, sta nei faldoni depositati in corte d'assise contenenti le chat intercorse tra la donna e il suo ultimo compagno Luigino De Biasi, con cui conviveva a Treviso insieme ai 4 figli. Che la vita di Anica fosse profondamente segnata non è una novità. La prostituzione, forse indotta anche dall'ex marito, oggi in Romania, la cocaina, le difficoltà economiche, ma che ci fossero degli albanesi che la stavano minacciando e che per questo erano stati pure in casa non era finora mai emerso. Più passa il tempo e più tremo uno dei messaggi inviati ad Anica da De Biasi: sai che con questi non si scherza. La risposta della donna: chi sono questi albanesi? Cosa cercavano da Anica? Questo è un aspetto che non è stato per nulla esplorato dagli inquirenti e che avrebbe potuto forse consentire di aprire nuovi canali, diversi canali di indagine. Non c'è scritto da nessuna parte, mi pare, il perché di queste minacce. No, e purtroppo chi ne era a conoscenza, cioè il testimone di oggi, ha ritenuto di non riferirli, trincerandosi dietro ripetuti non ricordo. Davanti al giudice, il compagno della donna, sentito in qualità di testimone, ha riferito come Anica tornasse a casa spesso alterata dopo le pulizie nell'abitazione di Battaglia d'Arcade, in preda agli effetti della cocaina. Non solo, De Biasi, che sospettava una relazione sessuale tra i due, ha confermato di aver incontrato Battaglia già alle 3 del mattino del giorno seguente la scomparsa, il venerdì, sullo sfondo il deposito della pescheria che Battaglia gestiva a Spresiano. Dov'è Anica? La domanda di De Biasi, se non lo sai tu, sarebbe stata la risposta dell'imprenditore. Nel giorno dei testi, in aula c'è proprio Battaglia, invecchiato, indossa un giubbotto blu. Resta lui l'unico imputato per la morte della giovane mamma. L'avrebbe uccisa nella propria abitazione dopo un rapporto sessuale e tanta, troppa polvere bianca. A raccontarlo l'autopsia. Poi con il suo pick-up l'avrebbe portata a ridosso del Piave e scaricata. Le telecamere hanno registrato numerosi passaggi del mezzo, ma non il momento esatto dell'occultamento. La convinzione della difesa sembra granitica. Che l'unica persona che certamente l'ha aiutata in tutti i modi, anche economicamente, era proprio Battaglia. Però resta in carcere. E i processi si fanno perché un innocente non venga condannato. Avvocato Fabio Crea, intervistato da Christian Arboit. Andiamo dai nostri colleghi della redazione di Udine, perché è tornato in carcere uno degli accusati dell'omicidio preterintenzionale di Shinpei Tominaga, un imprenditore giapponese. Abid Allah Jumana ha violato infatti 2 volte le misure cautelari.
Ha violato 2 misure cautelari ed è finito di nuovo in carcere. Abdallah Jouma, 22 anni, uno dei 3 ragazzi accusati di omicidio preterintenzionale per la morte di Shinpei Tominaga, era dapprima gravato di obbligo di dimora nel comune di residenza, Conegliano Veneto, ma non aveva rispettato gli orari di rientro a casa. E per questo motivo il giudice Roberta Paviotti del Tribunale di Udine aveva disposto i domiciliari, che ha violato sabato scorso uscendo di casa per andare al bar, dove è stato rintracciato dalle forze dell'ordine. Il giudice ha deciso un ulteriore aggravamento della misura, disponendo la custodia cautelare in carcere a Treviso. L'avvocato Guido Galletti, che difende il ragazzo nel processo per il caso Tominaga, ha già presentato ricorso al Tribunale del riesame. Lo stesso Galletti ha chiesto e ottenuto per Jouma che venga sottoposto a perizia psichiatrica. Il giudice ha affidato l'incarico allo psichiatra udinese Marco Stefanutti, che dovrà valutare la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti di via delle pelliccerie, la pericolosità sociale e la capacità di stare in giudizio. Entro 60 giorni lo psichiatra presenterà la sua relazione, che verrà discussa l'8 maggio, mentre è fissata per il 29 maggio la successiva udienza del rito abbreviato, alla quale Jouma potrebbe arrivare da imputato con rito abbreviato o uscire dal processo se la perizia dovesse accertare una causa di non imputabilità. Gli altri 2 imputati, che hanno scelto anche loro il rito abbreviato, sono attualmente sottoposti a misure cautelari. Samuele Battistella, che sferrò il colpo al volto di Tominaga, causandone la caduta e la morte, è agli arresti domiciliari a Conegliano Veneto, mentre Daniele Uedam ha l'obbligo di permanenza nello stesso comune. E torniamo sul buontempone che a Bassano del Grappa è entrato in un negozio e ha detto alla commessa: ho appena ucciso mia moglie. Va in un negozio e racconta di aver appena ucciso la moglie. La commessa si spaventa e chiama i carabinieri, che accorrono sul posto. Poi si scopre che era solo uno scherzo di pessimo gusto. Ma per un uomo di Bassano del Grappa è scattata una denuncia a piede libero per procurato allarme. La vicenda è andata in scena qualche giorno fa in un negozio del centro storico, dove un cliente si è presentato alla commessa raccontando di avere quasi perso la voce in un furioso litigio con la compagna. Litigio finito con l'uccisione della moglie. La dipendente del negozio si è spaventata moltissimo e ha subito chiamato il 112, quindi una pattuglia della radiomobile bassanese è accorsa sul posto, trovando l'uomo ancora nell'esercizio commerciale. Il 43enne è stato preso in consegna e ha subito chiarito che si trattava di uno scherzo. L'avrebbe detto anche alla commessa, concludendo la sua confidenza con la frase «sto scherzando», che però non ha convinto affatto la donna. In ogni caso, i militari hanno dato il via alle verifiche del caso assieme al personale della sezione operativa, scoprendo che le dichiarazioni erano del tutto false. Insomma, solo un brutto scherzo, peccato che sul tema della violenza delle donne non ci sia niente da ridere. Aveva maltrattato anche i genitori l'uomo che a San Giorgio in Bosco ha legato la sua ex fidanzata, che poi è riuscita a liberarsi, ad avvertire i carabinieri, e l'uomo è stato arrestato. Non è la prima volta che il 40enne è arrestato per aver sequestrato, minacciato di morte e picchiato la sua ex, riversava la sua violenza nei confronti di qualcuno. L'uomo, originario di Piove di Sacco, infatti era già a processo per maltrattamenti nei confronti dei genitori e aveva un divieto di avvicinamento nei loro confronti dallo scorso giugno con tanto di braccialetto elettronico. Il 40enne aveva affittato ad inizio gennaio un mini appartamento nel B&B di San Giorgio in Bosco, dove sabato con una scusa ha attirato la 38enne di Vigonza, con cui aveva da poco chiuso una relazione. La donna però in pochi minuti è stata sequestrata, legata con delle cavigliere da palestra e minacciata con un coltello, che è stato poi sequestrato dai carabinieri. Quando l'uomo si è allontanato e l'ha lasciata da sola, lei è riuscita a liberarsi e a lanciare l'allarme, salvandosi così la vita. Ora il 40enne è in carcere. Per questa mattina è previsto l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per la convalida dell'arresto. Dopo l'arresto dei rapidatori della giovane mamma aggredita nel quartiere della Sacra Famiglia a novembre, mentre era con la figlia neonata, è stato denunciato per ricettazione un terzo straniero che usava il cellulare rubato. In tasca aveva un cellulare che a novembre era stato rubato ad una 35enne padovana, cerchiata e rapinata da 2 nordafricani mentre stava rientrando a casa con la figlia neonata. Un 19enne tunisino richiedente asilo è stato denunciato per ricettazione. Il giovane è stato trovato in possesso dello smartphone rapinato lo scorso 5 novembre. Quel giorno la giovane mamma stava passeggiando in via Luca con la figlioletta di appena 2 mesi in carrozzina, quando è stata circondata, spintonata, fatta cadere a terra insieme alla carrozzina da 2 sconosciuti che
che le hanno rubato la borsetta con il telefono. I 2 rapinatori, un 18enne tunisino e un 17enne egiziano, un mese dopo erano stati rintracciati e arrestati dai poliziotti della squadra mobile di Padova. Analizzando i tabulati del cellulare rapinato, gli agenti hanno poi scoperto che risultava ancora attivo e lo hanno localizzato, individuando così il terzo giovanissimo denunciato per ricettazione. Il ragazzo, sbarcato a Lampedusa a settembre, è un richiedente protezione internazionale e conosceva i 2 autori della rapina perché avevano vissuto nella stessa struttura di accoglienza. Il cellulare è stato restituito alla proprietaria e ora il questore di Padova ha attivato l'ufficio immigrazione per segnalare la posizione del giovane richiedente asilo. Dal mattino di Padova i ladri sono a volte violenti ma pure maleducati. Il padrone di casa ha detto: fuggendo mi hanno fatto il dito medio. Scatenati a Sant'Ambrogio di Trebaseleghe questi ladri in provincia di Padova, 5 colpi in una sera. Una famiglia ha denunciato, hanno camminato sui letti. In un'altra casa i malviventi trovati in camera hanno risposto con questo gesto offensivo. Ennesima rapina in centro, messa a segno a Treviso da 3 giovanissimi già conosciuti dalle forze dell'ordine, 3 i denunciati, tra loro il 16enne già considerato responsabile della rapina di Piazza Pio X e delle minacce a 2 controllori MOM. Sentiamo il comandante dei Carabinieri di Treviso. Siamo riusciti in poco tempo a dare un volto agli autori di questo fatto. Rapine, minacce, comportamenti intimidatori è una lista che diventa sempre più lunga, quella degli episodi violenti a carico del gruppetto di minorenni che imperversa tra il centro di Treviso e via Roma. I carabinieri della stazione di Silea hanno denunciato a piede libero per rapina in concorso 3 giovanissimi, 15, 16 e 17 anni, residenti nell'Interland del capoluogo e con precedenti di polizia alle spalle, per aver rapinato dell'iPhone lo scorso 10 gennaio in Corso del Popolo uno studente di 15 anni di origini brasiliane mentre aspettava l'autobus. Tramite i sistemi di videosorveglianza che chiaramente ci danno una grossa mano, siamo riusciti a dare un volto a questi ragazzi che purtroppo sono comunque conosciuti anche per pregressi episodi. In particolare il 16enne che sta inanellando in questi giorni una sfilza di reati. Non ultimo quello di Piazza Pio X. Anche in quel caso una rapina compiuta in gruppo ai danni di un 17enne al quale erano state portate via le cuffiette. Di ritorno dall'udienza di Convalida aveva minacciato con il coltello 2 controllori MOM. I carabinieri hanno perquisito le abitazioni dei 3 ragazzi che la vittima stessa aveva riconosciuto. Abbiamo trovato gli abiti con i quali hanno commesso il reato, nel senso che indossavano al momento del fatto. Servizio di linea Paronetto, vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto diretto da Alessandro Russello. Sicurezza in Veneto, si allargano le zone rosse, a Venezia rinforzi per il carnevale. E poi a 13 furgone tampona un tir, è morto un camionista di Padova, è successo nel Ferrarese. Gli rubano le scarpe in classe, torna a casa scalzo, la scuola leggerezza a fare indossare in classe sneaker così costose, leggerezza, cioè uno mette le scarpe che gli pare di dover mettere, dopodiché non gliele devono rubare, non è che adesso critichiamo chi si mette le scarpe costose. Crepè, il professor Paolo Crepè, il bullismo per un paio di sneaker, le scarpe erano costose, uno a scuola va come vuole, sbagliato, fingersi poveri, non l'avevo ancora letto Crepè, ma lo pensiamo allo stesso modo. Sono già più di 36.000 le firme che hanno aderito alla petizione per riportare a casa il cooperante 35enne del Lido, detenuto in Venezuela da 2 mesi, mentre proseguono le trattative per la sua liberazione. Un altro caso simile a quello di Cecilia Sala. Libertà e diritti per Alberto. Mentre proseguono in via riservata i contatti per arrivare a una rapida soluzione, continua la mobilitazione per chiedere la liberazione del cooperante 45enne del Lido di Venezia, arrestato in Venezuela lo scorso 15 novembre mentre partecipava a una missione umanitaria con una ONG. La petizione lanciata sulla piattaforma online change.org domenica alle 18:40 aveva già raggiunto oltre 36.000 adesioni per chiedere che Alberto possa tornare a casa. L'obiettivo è raggiungere quota 50.
Cari amici, oggi vi parlo di una situazione che mi tocca nel profondo, si legge nella petizione. Alberto, un caro amico che conosco da più di 20 anni, è prigioniero in Venezuela, senza alcun contatto col mondo esterno. È stato arrestato, continua, mentre svolgeva il suo lavoro per un'organizzazione impegnata a portare aiuti a chi sta vivendo una grave crisi. Non solo sta affrontando un incubo personale, ma sta accadendo senza che neanche la sua famiglia possa avere notizie dirette. Chiediamo giustizia, la sua liberazione, chiediamo che qualcuno faccia luce su questa situazione terribile. Insieme possiamo fare la differenza. Una lettera è stata inviata anche a Papa Francesco, mentre il Patriarca di Venezia, costantemente informato sulla vicenda, ha garantito la sua preghiera e la sua vicinanza alla famiglia. Vediamo un titolo del giornale di Vicenza: maxi frode da 127 milioni, riciclaggio via Cina, controlli anche nel Vicentino, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Pisa e Napoli in 4 regioni. Vedete, questo è il video da telecamere nascoste, dalle fiamme gialle che hanno portato alla scoperta di questa maxi frode. Ci sono stati attimi di paura, soprattutto un intero quartiere tra il Duomo e Piazza dei Signori a Treviso che è rimasto al buio per diverse ore. C'è stato un principio di incendio in una centralina elettrica, nessun ferito, poi ovviamente il guasto è stato, poi la luce è stata ripristinata. L'assessore Zampese ha detto: da fine mese via gli interventi di rifacimento della rete elettrica della città. Il fumo, poi il blackout, attimi di apprensione in via Portico Oscuro accanto a via San Vito nel cuore di Treviso, dove intorno alle 9:15 un cortocircuito ha provocato un principio di incendio in una cabina elettrica, lasciando al buio tutta la via, compreso il comune. L'allarme è lanciato da un passante che ha visto le fiamme, allertando subito i vigili del fuoco. Estintori a polvere per spegnere il principio di incendio, domato in pochi minuti, ma è stato il fumo denso a provocare problemi alla palazzina, che è stata poi evacuata. Dopo la riparazione della cabina elettrica da parte dei tecnici e le riaperture delle finestre elettriche, i vigili del fuoco hanno provveduto all'arieggiamento dei locali del palazzo, ripristinando così la sicurezza dei luoghi dove prima era presente del monossido di carbonio. Un intervento tempestivo che ha scongiurato il peggio. Siamo in prima linea, sembra quasi una guerra. E abbiamo delle squadre di Eurogroup che stanno facendo il meglio di loro stessi proprio per andare a riparare questi guasti. Sono tutti guasti dovuti al malfunzionamento all'interno delle centraline. Circa 15 minuti di blackout che hanno causato qualche disagio all'attività e al comune, ma senza grosse conseguenze. Si tratta di una delle tante centraline datate che governano l'illuminazione di intere vie e che spesso sono i nodi che causano i guasti elettrici in città. L'ultimo in ordine di tempo il 28 dicembre in via Manin. L'amministrazione intanto avvisa che sono imminenti gli interventi di rifacimento di tutta l'infrastruttura elettrica della città. 10 squadre, sempre di Eurogroup, per andare a cambiare tutte le lampade della prima cintura periferica e mettere i nuovi corpi illuminanti LED. Terribile incendio di Los Angeles con centinaia di ville delle star, ma interi quartieri che sono stati divorati dalle fiamme, davvero un rogo spaventoso. Sentiamo la testimonianza di Bruno Bozzetto, un imprenditore orafo vicentino che risiede negli Stati Uniti dal 2021, tra l'altro è omonimo di un famoso disegnatore che si chiama Bruno Bozzetto. Grande la preoccupazione ora per l'impatto economico che la devastazione ha comportato. A raccogliere la sua testimonianza Daniele Garbin e Simone Squarcina. L'incendio è scoppiato a Los Angeles ancora martedì e ancora brucia. Come Andrea Bozzetto, un vicentino che si trova lì dal 2021 e che è tornato occasionalmente in questo periodo perché è legato al mondo orafo. Sì, buongiorno a tutti quanti, sono Andrea Bozzetto e io mi sono trasferito a Los Angeles nel 2021 dove opero nel settore delle macchine per l'oreficeria e sì, la situazione è veramente abbastanza drammatica e in queste ultime ore ho degli aggiornamenti
momenti leggermente positivi, per cui il focolaio, diciamo il fuoco quello più grosso di Pacific Palisades è stato leggermente circoscritto, perché è arrivato addirittura al confine con l'UCLA, che è l'università più grande della California. Hanno dovuto dirottare gli aerei in altri aeroporti, ma io sono partito sabato pomeriggio orario della California e mi sembrava una situazione come quando c'era il Covid, quindi veramente ho una sensazione bruttissima, davvero da pelle d'oca, i terminal completamente vuoti. Si parla così di un'ipotesi di danni in questo oggi proprio di circa una stima intorno ai 250 miliardi di dollari, no? E potrebbero anche non finire, visto che saliranno. E quindi è anche questo problema per le assicurazioni. Era stato detto anche che le assicurazioni avevano anche evitato di contrattare dei contratti proprio perché evidentemente sentivano il rischio, era così, c'era un problema che magari era già sentito e quindi diventa anche un problema finanziario anche con ricadute. Grossissimo, credo che le assicurazioni non siano in grado di gestire la situazione, perché è diventata veramente tanto grave. Non si sa quando si spegnerà questi incendi, non so quando finiranno, e più andranno avanti più ci saranno conseguenze per le agenzie di assicurazioni. So che una parte verrà data dal governo della California e comunque dei contributi verranno forniti, non so in che parte, perché ancora adesso non si parla di queste cose qua, però so insomma che tante assicurazioni stanno dichiarando bancarotta e non saranno più in grado di gestire la liquidità delle polizze assicurative che hanno confortato i clienti fino adesso, quindi è veramente una situazione dannosa sotto questo punto di vista. Ecco, intanto la ringraziamo. Lei sa che tornerà, vero, a breve era qui per la Fiera dell'Oro, tornerà lì alla sua compagna? Sì, appena terminata la Fiera dell'Oro ritornerò lì, sperando che l'aria sia un po' più pulita, perché negli ultimi giorni non abbiamo respirato niente di positivo, e qui a Vicenza invece l'aria è un po' più buona, ecco, sotto un certo punto di vista, quindi insomma spero che entro questi giorni qua riescano a finalizzare, insomma perlomeno a spegnere, poi i detriti che ci sono insomma fanno davvero paura. Chiedo scusa, è Andrea Bozzetto, non Bruno Bozzetto come ho letto nel lancio. Vediamo i titoli dell'Arena di Verona: degrado e falò, bruciata la casetta dei giardini, raggio di sole, c'è stata attimi di paura nella notte. Poi conti in tasca a Palazzo Barbieri, Bertaia la più ricca, il sindaco è quarto, si tratta dei redditi di assessori e consiglieri. Spaccio nei locali sul Garda, scoperto un traffico di coca dal Sud America, 12 arresti tra Italia e Albania, perquisizioni anche a Verona. Torniamo a Vicenza. Gli incidenti sono in calo sulle strade grazie al codice della strada, che ha introdotto delle sanzioni molto pesanti, ma anche grazie all'educazione fatta in ambito scolastico. È partito in questi giorni l'11ª edizione del progetto La Strada Giusta. Sentiamo. 3/4 degli incidenti stradali sono dovuti a comportamenti errati dei conducenti. Tra le cause spiccano le distrazioni, l'assenza di distanza di sicurezza e il mancato rispetto di stop o precedenze. Sono i dati principali riferiti al 2023 elaborati dalle forze dell'ordine nel Vicentino. Per ogni incidente si calcola mediamente un costo sociale di 100.000 euro. Nel Vicentino la tendenza è in calo. Negli ultimi 20 anni incidenti e feriti sono diminuiti di oltre il 30%. Le vittime più che dimezzate. Il primo incontro interviene la Polizia Stradale, il SUEM e i Vigili del Fuoco. Il secondo incontro vede i Carabinieri e gli istruttori della scuola guida dell'ACI, e poi il terzo incontro abbiamo la Polizia Locale più un testimone che è il signor Alessio Tavecchio, che ha avuto un incidente in moto. L'obiettivo entro il 2030 è dimezzare ancora il numero di morti sulle strade rispetto al dato pre-pandemia, quindi scendere da 48 a 24 decessi all'anno. Fondamentali sono i comportamenti alla guida e l'educazione stradale. Parte questa settimana l'11ª edizione del percorso formativo La Strada Giusta, che ha coinvolto finora più di 12.000 studenti delle classi terze e quarte superiori, chiamate a partecipare a 3 incontri.
La sicurezza non deve passare soltanto dal divieto, ma anche dall'educazione, e la stessa educazione non deve essere fondata solo sui divieti, ma anche sull'imparare a fare. Infatti stiamo incrementando il progetto insieme all'ACI per vedere di offrire dei corsi di guida sicura ai ragazzi che parteciperanno. Sostengono il progetto Forze dell'Ordine, ACI, SUEM, Fondazione BCC, Lions Club e Prefettura di Vicenza. Ci piace constatare come Vicenza sia in controtendenza rispetto al dato nazionale, con un trend in diminuzione dell'incidentalità, e ci piace pensare come che le due cose siano correlate, ma soprattutto come attraverso i giovani si possa far arrivare il messaggio anche alle loro famiglie, anche ai loro colleghi coetanei. Tra le iniziative torna anche il concorso per la produzione di un video di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale. Sono dei video molto efficaci che io vorrei che fossero portati nel circuito delle nostre TV locali, perché potrebbero essere proprio una campagna di sensibilizzazione. Titolone sul Gazzettino per quanto riguarda l'autonomia, il referendum bocciato dalla Consulta, il presidente Zaia, avanti con serenità, basta scontri. Andrea Martella, legge Calderoli è morta, sì al voto popolare invece su Jobs Act, appalti e cittadinanza. E torniamo a Palazzo Ferrofini da Filippo Fois, perché vedo il capogruppo di Fratelli d'Italia, Lucas Pavaretto. A te Filippo. Esatto, nuovamente buongiorno da Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto. Pavaretto, vi aspettavate questa bocciatura da parte della Consulta del referendum abrogativo della legge Calderoli? Ma sì, ce l'aspettavamo per il semplice motivo che la legge è stata studiata e preparata per non essere cassata, diciamo, che poi possa avere delle piccole cose da aggiustare o delle parziali legittimità. Questo può succedere e naturalmente il Parlamento adesso nelle varie commissioni modificherà quanto è stato richiesto. E dice piccole cose, prima la capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani ha detto altro che piccole cose, praticamente l'hanno rasa al suolo. Ma questa è la lettura che fa naturalmente il centrosinistra, che ricordo ha nei 2.200.000 voti che in Veneto sono stati votati per l'autonomia, per il sì all'autonomia, dimostrato che anche una parte di quegli elettori hanno voluto l'autonomia, e ricordo che in quel momento storico lì non c'erano molti contrari, quindi loro hanno cercato dopo questo di raccogliere le firme contro l'autonomia, perché ricordiamolo agli elettori e a chi ci ascolta da casa che il PD oggi è contro l'autonomia del Veneto, e mi spiace per loro, ma alla fine diciamo che una buona legge sta per nascere o comunque sta per prendere forma. La domanda è inevitabile, dobbiamo farla ancora una volta con la presa di posizione del sindaco di Milano Sala per il terzo mandato anche per i sindaci sopra i 15.000 abitanti. Torna di attualità il fatto del terzo mandato anche in regione? Ma allora, torna in attualità, in questo momento il movimento soprattutto dei sindaci è forte, nel senso che stanno discutendo di una norma che insomma fino a ieri magari non veniva discussa, era presa per naturale. Chi ha studiato questa norma all'epoca lo ha fatto perché è giusto non concentrare troppo potere sulla stessa persona per una serie di legislature o di consigliature nel caso dei comuni, quindi penso che la legge abbia un buon senso sotto questo punto di vista. È discussione oggi perché naturalmente tra Veneto e Campania questa cosa è molto discussa, i sindaci fanno la loro parte, però penso che insomma la forza della politica non sia quella di avere una persona che governa per 15 o 20 anni, ma la forza della politica è quella di poter creare dei successori, delle persone che si appassionano, che si muovono e che abbiano anche nuove idee, perché io penso che dopo tanti anni insomma sia difficile governare la stessa macchina diciamo con spunto di come lo si fa magari i primi 2 o 3 anni di mandato. E quindi possiamo dire in conclusione che sull'autonomia diciamo che Lega e Fratelli d'Italia marciano compatte, sul terzo mandato e su chi debba essere il prossimo candidato alla guida della regione vedremo che cosa succederà nel prossimo futuro. Va bene, io direi, direttore, che possiamo restituirti la linea. Grazie a Lucas Pavaretto, Filippo Fois e Sandro Ponchio per la parte tecnica. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi. La rivoluzione di Donald Trump, insediatosi come 47esimo presidente degli Stati Uniti, ieri
un discorso incandescente in cui ha detto cambio tutto, deporterò milioni di migranti, avremo nuovamente il canale di Panama e altre notizie che aveva in qualche modo annunciato, ma con una carica e una forza che hanno impressionato tutti coloro che hanno ascoltato questo messaggio, un messaggio di grande orgoglio, di grande forza per restituire dignità, ha detto, agli Stati Uniti. Parole pronunciate davanti agli ex presidenti, compreso ovviamente Joe Biden, c'erano anche Clinton, Obama. Alla fine di questa grande cerimonia di insediamento a Capitol Hill, il ballo tra lo stesso Trump e la moglie Melania. Vediamo. Insomma, avete visto, no? Il ballo con la First Lady. Tra l'altro ieri poi Trump si è attribuito il merito dell'accordo raggiunto tra Israele e Hamas con la liberazione degli ostaggi. Ce ne saranno altri 4 liberati, 1900 i detenuti palestinesi che saranno rimessi in libertà. E sulla questione, dopo la vittoria di Trump, le categorie economiche anche in Italia si interrogano sui rischi dei dazi che il nuovo presidente ha annunciato. Sentiamo. Alle 18 ore italiane è iniziato ufficialmente il secondo mandato di Donald Trump, 47esimo presidente degli Stati Uniti, presente al giuramento, spostato all'interno di Capitol Hill a causa del freddo intenso di queste ore, insieme a diversi ex presidenti americani e rappresentanti di paesi da tutto il mondo, la premier Giorgia Meloni, unica leader europea a Washington. La sua presenza non solo una semplice formalità, ma una sorta di missione per trovare un canale di dialogo sui dazi per i prodotti europei annunciati già in campagna elettorale dal tycoon. Una prospettiva che preoccupa le categorie. Confartigianato Imprese e Marca Trevigiana teme in una frenata dell'export della provincia trevigiana, al 13° posto in Italia e seconda in Veneto per le esportazioni negli USA. Nei primi 9 mesi del 2024 il suo export è cresciuto di 29 milioni, pari al 3,1% in più. Dello stesso periodo il Veneto ha invece perso il 4,8% dell'export a stelle e strisce, che resta il terzo mercato regionale. La Presidente del Consiglio, che prima della partenza per l'America aveva avuto un confronto con la Presidente della Commissione europea, von der Leyen, in un momento di pausa tra le varie celebrazioni della giornata, ha avuto un colloquio con Trump, al centro proprio la questione dazi. Mi auguro che si possa lavorare per evitare una politica di questo genere che rischierebbe davvero, penso alle nostre aziende medie e piccole, di dare un colpo molto pesante. Mi auguro davvero che la Presidente Meloni, che è l'unica esponente che è stata invitata europea ed è lì oggi a Washington, sappia far valere gli interessi italiani. Ecco, prima gli italiani, prima i veneti, prima di altri, ecco, forse è bene ricordarcelo. Certo invece del ruolo che potrà avere la Premier Meloni da qui ai prossimi mesi con Trump, il Presidente della 9ª Commissione permanente al Senato, Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare, Luca De Carlo. Qualcuno dimentica però che il governo Biden 2 miliardi di dazi all'Italia li ha già messi, quindi partiamo già da quella base. Credo che il rapporto proficuo che ci sia tra l'Italia e il suo Presidente del Consiglio e Trump ci aiuterà anche in questo caso a non avere un effetto negativo sull'economia italiana. Io sono molto fiducioso. Servizio di Francesca Bozza, adesso sentiamo più nel dettaglio l'opinione delle categorie.
Nel giorno in cui Donald Trump inizia il suo secondo mandato, i timori dell'economia veneta e padovana sono legati a possibili dazi che potrebbero essere imposti. L'export verso gli Stati Uniti per la provincia di Padova è poco più di 1 miliardo di euro nel solo 2024, pari al 4% del PIL. Le nostre aziende molto specializzate, molto forti in quello che è il Made in Italy, e dovrebbero trovare nuovi sbocchi oppure trovare soluzioni diverse per il loro export. I settori più penalizzati rischiano di essere la meccanica, il settore dei mobili, dell'arredo, il settore del legno propriamente detto e naturalmente la moda, che è un grande vanto della nostra manifattura, che già sta risentendo pesantemente di una crisi di mercato. E noi auspichiamo che questi dazi naturalmente sarà modo di controllarne l'applicazione, avremo modo di trovare sistemi per cui faremo in modo di fare sempre bene, però noi chiediamo fortemente che ci sia uno sviluppo del mercato interno italiano che in questo momento non sta assorbendo la produzione del nostro manifatturiero. Il tessuto produttivo delle piccole e medie imprese ha già dimostrato una forte resilienza, sottolinea Confapi, grazie alla diversificazione dei mercati e alla propensione all'innovazione. Gli USA rappresentano il secondo mercato per il nostro export dopo la Germania. Fortunatamente Trump sta dimostrando un ottimo feeling con la nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non è a mio parere quindi escluso che questa minaccia si possa trasformare in una grande opportunità. In uno scenario di questo tipo l'Italia non sarebbe più al traino dei principali competitor europei come Francia e Germania, ma potrebbe addirittura rappresentare un interlocutore di riferimento per tutto ciò che riguarderà i rapporti commerciali fra USA ed Europa. Un grave incidente ad Asseggiano, un ragazzo è finito in un canale, vediamo alcune immagini del recupero della salma dall'auto che è finita in questo canale. Sono intervenuti i sommozzatori, i vigili del fuoco, l'auto è stata subito imbragata, ma purtroppo per la persona che era a bordo non c'era più niente da fare. Un gravissimo incidente sul lavoro, questa volta a Vittorio Veneto. Andiamo in diretta da Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto. A te, Cristian. Sì, buongiorno di nuovo direttore, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Ci troviamo in via delle Industrie a Vittorio Veneto davanti alla Tema, un'importante fabbrica, un'importante industria che opera da tempo nel settore edile. Qui stanotte verso le 23, verso la mezzanotte, comunque durante il turno notturno, un operaio ha riportato ferite profondissime al braccio che rischia molto seriamente l'amputazione. A quanto pare l'operaio, un 51enne residente a Godega di Sant'Urbano di origini rumene, stava operando su un nastro trasportatore, quando appunto l'arto, il braccio è stato risucchiato. A quanto pare il condizionale è chiaramente d'obbligo, si sono attivate in quel momento le misure di sicurezza, quindi si è evitato il peggio. Comunque un incidente davvero drammatico, sul posto l'elicottero. Qui con me, la saluto e la ringrazio, la sindaca di Vittorio Veneto Mirella Bagliana. Sindaco, lei questa notte ha sentito tra l'altro anche l'elicottero? Sì, questa notte, fatalità verso mezzanotte, ho visto l'elicottero atterrare all'ospedale di Vittorio Veneto e ho capito che era successo qualcosa e ho preso stamattina dell'incidente sul lavoro di questo lavoratore, e naturalmente auspichiamo che si risolva nel miglior dei modi. Attualmente non abbiamo notizie sulle sue condizioni, certo che fa pensare che purtroppo succedano ancora incidenti sul lavoro, di questa natura. Ecco, possiamo dire che le condizioni per l'appunto sono gravi e ripeto, quest'uomo rischia molto seriamente l'amputazione del braccio. Abbiamo parlato anche con alcuni colleghi poco fa
fa, c'è chi non sapeva perché comunque la fabbrica è molto grande, chi parla di una fabbrica sicura, chi invece chiede chiaramente chiarezza per un fatto del genere. Intanto l'area alle radici del sindacato della CGIL di Treviso condanna l'assenza di mobilitazione e azione sindacale e chiede l'indizione di uno sciopero per appunto avere il ritorno di una sede Spisal a Conegliano, anche come punto di riferimento per i lavoratori, e di almeno 20 ispettori multidisciplinari. Quindi insomma questa è la richiesta dell'area alle radici del sindacato della CGIL. Sindaco. Sulla questione sicurezza, insomma, è il tema all'ordine del giorno. Purtroppo gli incidenti sul lavoro sono in continua crescita. Ricordiamo che ci sono più di 1000 morti all'anno in Italia per incidenti sul lavoro. Il tema della sicurezza è fondamentale, il tema della prevenzione. Naturalmente devono essere messi in atto tutti gli strumenti affinché ciò non succeda. Naturalmente i controlli Spisal vanno rafforzati, chiediamo appunto che ci siano più risorse a favore dello Spisal e naturalmente anche la partecipazione ai corsi per quanto riguarda la prevenzione sulla sicurezza del lavoro da parte degli operai, degli addetti. Tra l'altro il Vittoriese, proprio questa zona, è una delle aree più industrializzate non solo del Veneto e d'Italia, quindi c'è un tema specifico per questa zona. Non c'è uno Spisal, un punto di riferimento Spisal a Vittorio Veneto? No, dalle ultime notizie che ho mi sembra che il punto Spisal sia a Pieve di Soligo. È vero che la nostra area, zona industriale Vittorio Veneto, ha più di 6.000 addetti che ogni giorno appunto si riversano qui per il lavoro. Non ci sono grossi incidenti sul lavoro o comunque capitano raramente, e quindi dobbiamo anche dire che le nostre aziende al loro interno hanno tutti i sistemi di sicurezza all'avanguardia, però naturalmente, ripeto, l'attenzione deve essere massima lo stesso. Quindi ci deve essere un'iniezione potente di risorse sul fronte della prevenzione, quindi Spisal, ispettori del lavoro, temi insomma che ricorrono molto spesso. Certo, assolutamente d'accordo, e quindi anche in Veneto, anche nel nostro ricco nord-est abbiamo necessità appunto di queste risorse. Grazie Sindaco Mirella Bagliana. Chiaramente su questo episodio stanno indagando i carabinieri di Vittorio Veneto e gli uomini dello Spisal, che per tutta la notte hanno acquisito anche informazioni su questo macchinario, su questo nastro trasportatore. Per il momento da Via delle Industrie è tutto. Direttore, ringrazio ancora la Sindaca Mirella Bagliana. Con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea da Vittorio Veneto. Grazie molte Cristian, grazie molte. Vediamo dalla Nuova Venezia una tragedia a Chioggia, 31enne trovato morto sul posto di lavoro. Il corpo di Nicola De Bei, operatore del mercato ittico clodiense, è stato scoperto intorno alle 2 di questa mattina. A stroncarlo forse un malore. Passiamo a Bassano del Grappa e al San Bassiano. Sentiamo. A Bassano del Grappa il calendario è diverso da quello appeso nelle case del resto della provincia di Vicenza o del Veneto. Il Capodanno non casca il 1° di gennaio, ma il giorno di San Bassiano. A partire da questa data, infatti, inizia l'anno nuovo, con tutte le sue aspettative e la sua lunga lista di cose da fare. Prima del 19 gennaio tutto resta sospeso, come in un limbo che sa ancora di Natale e Capodanno, ma non ha la scintilla per far ripartire il motore. Poi, all'improvviso, la statua in Piazza Libertà fiorisce dei colori del gonfalone cittadino e il pastore dice benevolo al suo gregge d'anime: andate, l'anno inizia. Ma quest'anno la festa ha un sapore diverso, un aspetto un po' grigio, l'aspetto che hanno tanti buchi nella sala da ponte, tante poltrone vuote, mentre una volta era un'impresa trovare un posto a sedere. Meno gente in sala, un'aria meno frizzante nelle chiacchiere fra i partecipanti alla cerimonia, prima che i fari si spengano e la città possa finalmente celebrare le proprie eccellenze. E in mezzo a quei buchi tanta noia, tanta forma e spesso poca partecipazione, con una miriade di piccoli schermi accesi per far triturare dallo smartphone, dai social o dai messaggi quel paio d'ore di messa cantata dal suono così retrò. A proposito di messa, 2 parole sulla celebrazione in San Francesco vanno dette.
Già, perché fra i banchi dell'antica chiesa si sprigiona davvero il senso di comunità e l'affetto che i bassanesi nutrono per il loro patrono. Tra bambini in fasce, famiglie riunite, istituzioni, associazioni e qualcuno che trova il tempo per mettere il naso in chiesa e farsi il segno della croce, rivolgendo un saluto, un ringraziamento, una preghiera al santo patrono. Due modi diversi di vivere la festa, quasi speculari, che portano a una domanda. Non sarà l'ora di ripartire con la cerimonia del San Bassiano? Non sarà l'ora di tagliare i discorsi, gli annunci, i riassunti, i referenziali e i reverenziali per dare nuovo slancio al vero Capodanno bassanese? Ferdinando Garavello, andiamo in pubblicità con Renato Cappoia, Alberto Pivetta in regia. State con noi. Torniamo sul palco del San Bassiano perché era molto atteso il suo primo discorso, quello di Nicola Finco, sindaco della città. Premio San Bassiano, terra di sogni e di chimere, come diceva una vecchia canzone. Terra di annunci puntualmente smentiti e di impegni vivaci che scoloriscono con il passare del tempo. Il primo San Bassiano di Nicola Finco era stato anticipato dagli avvertimenti dell'opposizione politica, ma anche da quelli della città e di quanti si sono segnati le dichiarazioni del primo cittadino per poterle poi verificare, matita rossa e blu alla mano, con il passare del tempo. Intanto, però, è il discorso stesso che viene passato al setaccio dalla critica cittadina. Tanti, ad esempio, hanno sottolineato come il sindaco abbia dedicato più spazio nel suo intervento ai 25 anni della Madonna del Monte Caina che alla sanità, nonostante le pressanti richieste di tutto il territorio. Qualcun altro è rimasto invece deluso dal paragrafo destinato al Tribunale della Pedemontana. Per chi si aspettava un trionfale richiamo alla doppia conferma arrivata dai sottosegretari alla giustizia sulla riapertura del Palazzo Bassanese, si è ritrovato per le mani un vago "non possiamo aspettare altri 12 anni". Per la prima volta dopo anni non si è sentito parlare di un nuovo teatro o dell'Astra, quando effettivamente proprio la cerimonia del San Bassiano avrebbe bisogno di un teatro moderno o di una struttura su misura, non fosse altro che per nascondere gli enormi buchi di pubblico in sala. Non si è parlato neppure del buco nero dell'ex Santa Chiara o della Mazzini o dell'ascensore di Viale dei Martiri, probabilmente per non seguire i precedenti sindaci in un percorso a dir poco minato, mentre è plausibile che qualche bassanese voglia effettivamente sapere cosa accadrà nell'ex Santa Chiara e nell'immenso scatolone vuoto della Mazzini. Insomma, la prima è andata, appuntamento fra un anno per aggiornamenti. E risponde per le rime il sindaco Finco al mandamento cittadino di Confcommercio sul tema delle aree degradate ai confini della città. Si grida lupo al lupo quando sorge una struttura commerciale a Bassano del Grappa, quando magari nei comuni contermini sorgono annualmente nuove strutture commerciali e mai nessuno dice mezza parola. Allora, o guardiamo il territorio nella sua interezza, ma non è che se il problema della struttura commerciale la spostiamo da Bassano in un altro comune, il problema del centro storico di Bassano è risolto. Non le manda a dire il sindaco di Bassano, Nicola Finco, a chi alza le barricate contro l'arrivo di nuove aree commerciali a ridosso del centro storico. Nei giorni scorsi il mandamento cittadino di Confcommercio aveva bacchettato l'amministrazione comunale per alcune rigenerazioni che dovrebbero portare al posto di aree degradate nuove strutture di vendita nei punti cardinali della città. Finco, oltre a ribadire che la visione deve essere d'insieme sul territorio, ribadisce anche che i percorsi burocratici fanno riferimento a vecchie pratiche. È una vecchia pianificazione che risale addirittura a 30 anni fa e oggi si è solamente spostata la possibilità edificatoria da un'area a un'altra area sempre all'interno del contesto cittadino. Finco sottolinea inoltre come le dinamiche siano incardinate a normative sulle quali i comuni non hanno possibilità di intervento. I privati fanno determinate operazioni perché siamo di fronte a delle normative che glielo permettono e di fronte a delle normative regionali o statali un comune non può intervenire in nessuna maniera. Quel che si può fare per il primo cittadino è guardare al futuro per una nuova programmazione. Il sindaco non può vietare ad un titolare di un'area commerciale di fare una struttura di vendita che può essere un autosalone, un negozio di mobili piuttosto che un supermercato. Ci troviamo a diritti acquisiti e a vecchie pianificazioni fatte. Quello che noi oggi possiamo fare è gestire il futuro della
della programmazione del territorio. Ci sono comunque delle differenze importanti e la controbacchettata è servita. L'offerta della grande distribuzione è totalmente diversa dall'offerta che può dare un centro storico. E dopo ci tengo a precisare che un'amministrazione comunale può rendere la città attrattiva, realizzare eventi turistici, culturali, mantenere la città pulita, realizzare un buon sistema di parcheggi, ma poi l'offerta commerciale, questa la devono fare gli imprenditori. La guerra dell'ex vice sindaca Morena Martini all'attuale sindaco che le aveva tolto le deleghe. A Rossano Veneto la maggioranza conferma una decisione presa dalla maggioranza. Nulla di strano, direte voi, semplice coerenza amministrativa, ma le cose non starebbero proprio così, perché la maggioranza di oggi a Rossano era in buona parte minoranza quando criticò aspramente la decisione dell'allora sindaca Morena Martini di aumentare l'IMU per i capannoni. Ebbene, a distanza di qualche anno, chi si scagliò contro la maggioranza Martini oggi sposa in pieno la stessa linea. Nell'approvazione del bilancio, quando ero in maggioranza, avevamo proposto in via transitoria questo aumento dell'IMU per le categorie di quindi capannoni, artigianali, commerciali e quant'altro. Questa scelta, ripeto, che noi pensavamo potesse essere momentanea, è stata duramente criticata da tutta l'opposizione, e quindi Berton, Ganassin, Brotto. Adesso nell'approvazione di questo bilancio, che vede questa nuova maggioranza non votata dai cittadini, una grande sorpresa. Innanzitutto l'IMU non è stata ritoccata, quindi tutto quello che è stato detto finché erano in minoranza è stato ritrattato adesso che sono in maggioranza. L'affondo di Morena Martini non si ferma qui. Io a queste persone dico che si godano questi pochi anni di amministrazione, perché faremo in modo che la gente non dimentichi il fatto che sono dei traditori e che politicamente stanno agendo nel modo più bieco possibile. E Morena Martini non va avanti nella sua guerra contro l'attuale sindaco. E sabato a Rosà invece Consiglio Comunale straordinario per la consegna dei premi Città di Rosà e Rosà che lavora. Il Consiglio Comunale, nell'adunanza di sabato 18 gennaio 2025, conferisce il premio Città di Rosà per l'anno 2025 a Urbano Gregorio Castellan. Una sala consiliare di Rosà gremita per rendere omaggio a chi ha ottenuto il prestigioso premio Città di Rosà. Un riconoscimento ufficialmente approvato all'unanimità dall'intero Consiglio Comunale, riunito in seduta straordinaria, che ha voluto premiare una persona che tanto ha fatto per la comunità a sostegno della ricerca, lavorando a stretto contatto con la Città della Speranza, il centro di ricerca e cura delle oncoematologie pediatriche, partendo da un'esperienza personale molto dolorosa, la malattia della sua bambina Elisa. Non me l'aspettavo, però dicevo, ma che qualcuno ci ha creduto di quello che ho fatto fino adesso e che voglio continuare a fare, perché ho visto che la Città della Speranza è una gran realtà che merita essere aiutata e spinta che va avanti. Ecco. Ci racconta la sua storia, come è iniziato? Ecco, si è malata mia figlia nell'83. A 2 anni e mezzo, poco più. Dopo 6-7 mesi il professor Zanesco, primario della pediatria, mi dice: ho bisogno di un aiuto anche vostro. Città della Speranza è quello che è grazie anche a persone come Castellan. Diciamo che la Città della Speranza è fatta da tutte queste persone, migliaia di persone che hanno solamente un obiettivo, quello di migliorare la vita a quei bambini che purtroppo meno fortunati incappano in queste malattie. E poi i tanti riconoscimenti conferiti a una ventina di persone e attività che hanno contribuito negli anni alla crescita economica, culturale e tecnologica del paese. È davvero una fortuna per Rosà avere realtà di questo tipo, realtà che fanno parte del nostro tessuto e che sostengono la nostra comunità anche dal punto di vista sociale, e questo è il momento per celebrarle, per festeggiarle.
Servizio di Vanessa Banzato, gli ospiti di stasera a Focus, l'ex sindaco di Vicenza Francesco Rucco, Giorgio Denardi, Paolo Bonafè, Diego Cancian, Joe Formaggio, Valentina Pillon, la sindaca di San Biagio di Callalta, e Alberto Ferri. Non perdetevi l'appuntamento di stasera con Focus, ovviamente torneremo sulla bocciatura da parte della Corte Costituzionale del referendum abrogativo per l'autonomia differenziata. Buona giornata a tutti, grazie a Renato Capoia e Alberto Pivetta, a più tardi.